Ok, prova, ok. Buonasera a tutti, vi chiedo di accomodarvi, chi ancora deve accomodarsi, vi approfitto per chiedervi di sedervi un po' più avanti. Aspetterò, quindi sedetevi, alzatevi, su. Se venite più avanti. Ok, vi ringrazio. Stiamo per iniziare il nostro culto, saluto anche chi è a casa. Questa sera parleremo di un cuore perfetto e racconteremo la storia di un personaggio biblico e iniziamo con un momento di lode, di adorazione per preparare il nostro cuore e la nostra mente a poter ricevere meglio il messaggio. Desidero che ognuno di voi possa davvero essere concentrato in questo momento per poter imparare di più, per poter sentire la presenza di Dio, che sono sicura che anche questa sera è un'opportunità per potersi migliorare, per poter cambiare, per poter crescere e cogliamo questa opportunità, no? E niente, iniziamo. Potete alzarvi, tanto per iniziare il culto. E volevo introdurre la canzone che faremo. Si chiama Tu sei il re e dice che sono qui perché sento dentro me il desiderio di adorare te. Quindi in questo momento vi invito ad adorare il Signore, quindi cantare, battere le mani e dare tutta questa lode al Signore. Voce
prossima canzone si chiama Aprimi gli occhi del cuore e vedo gente nuova che magari sembra una nuova esperienza per loro, non ha mai visto una chiesa del genere, però volevo dire che l'importante è cantare e partecipare e sentirsi, non so, la voglia di essere qua e gioire questa cosa, e è una bella esperienza. E volevo dire che questa canzone è molto felice perché ti dice di aprire gli occhi del tuo cuore e è una canzone che ti invita ad essere più vicino a Dio, a sentirti più unito a Lui e scoprire qualcosa di nuovo. Quindi magari mentre tu canti questa canzone puoi anche chiudere gli occhi perché si ripete tante volte che Dio è santo, santo, santo. Quindi possiamo cantare questa canzone insieme e aprimi gli occhi del cuore.
Allora, la prossima canzone si chiama Sia il re del mio cuore. Voglio leggere un versetto velocemente che si trova lettera ai Filippesi 4:7 che dice: E la pace di Dio che supera ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Gesù Cristo. Quindi che noi possiamo cantare e capire che Gesù è il nostro Signore, il nostro Salvatore, e che possiamo cantare questa canzone come un invito perché Dio sia il Re dei nostri cuori. Infatti dice: sia il Re del mio cuore, la roccia che percorrerò, la fonte in cui berrò, Lui è il canto mio. Sia il Re del mio cuore, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà, Lui è il canto mio. Cantiamo. Sia il Re del mio cuore, la roccia che percorrerò, la fonte in cui berrò, Lui è il canto mio. Sia il Re del mio cuore, l'ombra che mi coprirà, la vera libertà, Lui è il canto mio. Sì, tu sei, oh no, sì, tu sei, oh no. Sia Re del mio cuore, il vento che mi guiderà, la mia ancora sarà, Lui è il canto mio. Sia Re del mio cuore, il fuoco nel mio cuore che mi fa vivere per Dio, Lui è il canto mio. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, non mi deluderai, tu non mi deluderai, non mi deluderai, tu non mi deluderai, non mi deluderai, tu non mi deluderai, non mi deluderai, tu non mi deluderai. Se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono, se tu sei buono. Dio, tu sei buono, la tua grazia dura per sempre, tu sei buono oggi, sarai buono con noi domani, Dio. Tu hai un cuore grande che ci perdona sempre. Dio, tu ci dai sempre una nuova opportunità, Dio, ci dai sempre speranza a cui possiamo guardare ogni giorno. Tu sei il nostro Dio dentro di noi, tu ci guidi giorno per giorno con il tuo Spirito Santo che hai lasciato con noi. Dio, vorrei pregare che noi ogni giorno possiamo stringere un legame sempre più forte con il tuo Spirito. Dio, che noi possiamo lasciarci nelle tue braccia perché tu possa consolarci quando ne abbiamo bisogno, che tu possa guidarci, indirizzarci, Dio, che tu possa essere il nostro sostegno. Dio, anche quando
la vita diventa difficile, tu sei il nostro posto sicuro, il nostro posto di tranquillità, di pace, e vorrei che possiamo aprire il nostro cuore, Dio, a quello che tu vuoi fare con noi nella nostra vita, che tu possa agire dentro di noi, dentro il nostro cuore. Ti ringraziamo, Dio. La prossima canzone nulla mi separerà anche se mi agiterò, il tuo amore non sbaglia. Anche senza merito la grazia si riverserà su me, il tuo amore non sbaglia. L'amore di Dio è un amore perfetto, che era lo stesso ieri, oggi e lo sarà anche domani, e vorrei veramente che possiamo tutti provare questo amore perfetto di Dio, anche se non l'hai ancora provato, che tu possa aprire il tuo cuore a quello che ti vuole dire Dio questa sera, questo giorno. Cantiamo. Anche se mi agiterò, il tuo amor non sbaglia.
per questa lode e adorazione che ci hai conceso. Grazie Dio per questo momento in cui ci hai ritrovati tutti singolarmente insieme. Grazie Dio perché tu non sbagli mai quando agisci, fai tutto per un motivo, con uno scopo, Dio. Noi siamo tutti qui perché ci hai voluti e ti ringrazio per questo, Dio. Ti ringrazio perché il tuo amore è grande, è forte e non sbaglia mai, Dio. Grazie perché tu sei sempre lì, Dio. Anche dopo aver pianto, Dio, tu ci riporti l'allegria, ci riporti la felicità. Grazie, Dio, perché tu sei sempre dentro di noi. E vorrei pregare, Dio, che il messaggio adesso che verrà portato, Dio, che tu puoi benedire la persona, Dio, che tu possa usarla come strumento, Dio, per farci capire quello che vuoi questa sera. Ti ringrazio, Dio, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Grazie. Amém? Amém? Tutto bene con voi? No? Cosa è successo? Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, tutto ok? Sì, perché questo silenzio oggi? Non so dove è andato questo Já hai detto alla persona che è al tuo fianco che è una persona perfetta o no? Dici, anche che sia la suocera che è al tuo fianco, dica, tu sei una suocera perfetta, può dire, ok? Che c'è anche una suocera qua, ok, presente. E questo forse è difficile di dire, una suocera perfetta, ok. Ma tu já hai detto alla tua amica e tuo amico che bello che tu sei qua, quanto tu sei una persona preziosa. Tu já hai detto le parole dolci a una persona al tuo fianco o no? Sì o no? Quanto è importante dire questo e sapere che noi camminiamo in questa strada con il Signore che ci guida e quanto è bello vedere questo gruppo di giovani che si radunano qua, che adorano il Signore, che cantano delle canzoni che tante volte noi pensiamo, ma sarà che tutto questo è vero? È una illusione? Ma che cosa fanno un gruppo di ragazzi che adorano Dio, un Dio che tu non riesci a vedere, che tu non riesci a toccare, ma questa è un'esperienza che noi abbiamo con la persona di Dio, quando abbiamo avuto questa esperienza di conoscerlo come Lui è. E hoje nós vamos lavorare um argumento que é muito interessante, é muito belo, que diz que nosso Dio ci ha criato in modo stupendo e meraviglioso. Tu sei uma pessoa maravilhosa. E é interessante que nós possamos dir-te que tu sei uma pessoa perfeita. E tu me dirai, ma calma, tu não me conosci, ma Dio pensa questo di me. Dio pensa questo di te. Dio ti ama come tu sei. O quanto é belo nella vita que eu não devo cambiare niente per essere amato da Dio. Sicuramente Dio não vuole que eu que eu estia caminhando nel pecado, sbagliando, facendo le cose non giuste. Dio não vuole questo. Ma l'amore di Dio non cambia. L'amore di Dio è sempre lo stesso. Ou seja, não importa, Dio não cambia o seu modo de amar-me. E quante volte nós pensamos, arrivamos a casa um pouco deluso, triste, e nós pensamos, ma dove c'è questo amore? É lì che mi rivolgo a Dio e eu posso sentir que Lui me ama. E tu sei amato, tu sei amata da Dio come tu sei. Tante volte davanti a uma pessoa nós vogliamo cambiare per sentirsi amati. Ma con Dio não é così. Eu sono quello che io sono e Dio mi ama o modo como io sono. E perciò che Dio si rivela nella mia vita in modo che io possa sentire il suo amore. Tu senti l'amore di Dio o no? 4 persone si sentono l'amore di Dio. A próxima domanda che abbiamo parlato 3 settimane fa. Tu riesci a amare Dio come tu sei? Hai capito la differenza? Ossia, tu riesci a amare Dio al modo come tu sei? E hoje nós vamos caminhar su una strada molto interessante, que é um personagem bíblico que ha fatto começo bello di un assassinato, ha ucciso una persona, a começo di adultério. Era um padre de família que era um desastro.
E questo uomo era l'uomo secondo il cuore di Dio. Tu riesci a immaginare una persona che ai nostri occhi era un disastro, ma Dio dice, questo uomo è l'uomo secondo il mio cuore. E questo uomo ha scritto quasi tutto il libro dei Salmi. E questo uomo si chiamava Davide. Perciò il mio concetto di perfezione, di essere perfetto, di giustizia, è completamente diverso di quello che Dio pensa di me. Così se tu ce l'hai una persona a tuo fianco che è un assassino, un adultero, che è stato un disastro di un padre, può darsi che Dio sta dicendo, questo uomo è meraviglioso per me. Può darsi che tu sia una persona così, e Dio sta dicendo, questa persona è meravigliosa. E oggi noi vogliamo lavorare perché Davide aveva un cuore perfetto. E essere perfetto è una condizione molto interessante, perché è avere un cuore che risponde alla voce dello Spirito Santo. Dio parla e io rispondo. Dio parla e la mia vita adesso comincia a avere un cambiamento. Dio si rivela e io non continuo a essere nello stesso posto e io non continuo a camminare come sto camminando, io non continuo a essere testardo. C'è qualcuno qua che è testardo o solo io? Chi si pensa più testardo qua? E quando eu comincio a sentirmi un testardo, Dio mi fa così, cambia qua e comincia a dare una sgambettata e io comincio, Dio, tu hai vinto novamente. Perciò per essere perfetto io devo ascoltare la voce di Dio e quando la voce di Dio arriva nel mio orecchio, nel mio cuore, nella mia mente, è quella area della mia vita che io devo cambiare e essere trasformato. Dio já parlato con te qualcosa questa settimana che tu continua a resistere o no? C'è una area nella tua vita che tu continua a dire no. E tu continua a lavorare e Dio continua a parlare con te e tu continua a dire no. Aí tu comincia a dire quella famosa frase, Dio, tu non capisci, Dio! E Dio ti guarda com amor e dice, che cosa Dio dirà adesso? E Dio dirà, io ti capisco, io ti conosco, io ti amo e io continuo a parlarti. Perché Dio vuole vederti perfetti. Perciò o quanto è importante che il mio cuore cominci a cambiare e il mio atteggiamento a cambiare e che io cominci a vedere la vita con gli occhi di Dio e non con i miei occhi. E basta di questa testardaggine nella mia vita. C'è un brano che dice Matteo 5,48 dice così, voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Se il brano dice che voi dovete essere perfetti, è una condizione che noi possiamo arrivare. E tante volte, io sono così, Dio è così, io sono... Noi possiamo arrivare a questa altezza di perfezione. Perché Dio ci ha dato questa sfida, ma questo adesso dipende da me. Sono io che devo avere un cuore molto più plasmabile e sono io che devo avere un cuore che possa permettere che lo Spirito Santo si rivela a me. Ci sono 3 personaggi biblici, sono tantissimi, 3 qua, che hanno delle storie bellissime e che hanno manifestato questa perfezione agli occhi di Dio. Il primo è Noè, Genesi 6,22. Se tu hai portato la tua Bibbia, Genesi 6,22, se tu non sai dove è il libro di Genesi, basta vedere la copertina, gira 1, 2, 3 pagine, tu troverai il libro di Genesi. E tu dirai, alleluia, adesso so trovare Genesi nella Bibbia. Ok, Genesi 6,22, che cosa dice lì? Noè fece così. Che cosa che lui fece? Tutto quello che Dio le aveva comandato. Avete capito? Ossia, Dio comanda, Noè fa. Dio comanda, Noè fa. Dio comanda, Noè fa. Dio comanda, Noè fa. Era così. Dio comanda, Caio não fa. Dio comanda, Caio não fa. Io sarò perfetto? Io sarò disobbediente? Ossia, se existe um Dio que comanda, se existe uma parola que afirma, se existe uma revelazione biblica, se existe o Spirito Santo que parla, adesso c'è un comando di Dio e che cosa devo fare? Obbedire. E obbedire non è fare quello che io voglio. Questo è concordare. Obbedire io non sono d'accordo, ma io faccio perché io sto cercando la perfezione.
Secondo personaggio lo stesso Davide, Salmo 101, versetto 2. È interessante queste 2-3 prime parole di Davide. Avrò cura di camminare dove? Dove? Nell'integrità. Quando verrai a me, camminerò con un cuore integro dentro la mia casa. Davide, quel personaggio che dobbiamo lavorare tra poco, stava affermando questo. Avrò cura di camminare nell'integrità. Avrò cura, dopo lavoreremo su questo brano. Mosè, dopo Ebrei 3:5, abbiamo visto Noè, Davide, adesso Mosè. Mosè dice così, Mosè fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato. Davide, Noè, Davide e Mosè. 3 persone che la Bibbia racconta delle bellissime storie di obbedienza, di prosperare, di avere un cuore veramente integro al Signore, che desideravano camminare con il Signore, e loro hanno prosperato e hanno fatto delle cose stupende. Adesso dipende da noi. Adesso dipende da noi di cominciare a essere perfetti, ossia una perfezione non che il mondo ci insegna, una perfezione dove nonostante i miei sbagli, i miei peccati, Dio mi ama e vede che io sono perfetto. E è questa perfezione di Dio che Dio desidera di noi che vorrei camminare questa sera. Come abbiamo detto giovedì, questa era solo l'introduzione, 5% del messaggio, ok? Chi si ricorda di questo? E adesso andiamo qua nei 3 punti. E dopo c'è la conclusione che sono più 5%. Se tu non sai che cosa sto parlando, vieni al corso di omilética ogni giovedì alle ore 20:30 qua in chiesa. Ogni giovedì no, próximo giovedì sarà l'ultimo. Ok? E adesso vediamo questi 3 punti importanti. Per essere perfetto da Dio, Salmo 139, versetti 23-24 dice: un cuore perfetto è un cuore che si lascia. Comincia con som e finisce con dare. Che si lascia sondare. Quando Davide diceva, esamina-mi, ó Dio. Quando Davide diceva, io vorrei avere un cuore integro. Quando Davide affermava questo, è perché lui era una persona trasparente. Dio sonda, esamina mio cuore. Salmo 139, versetti 23-24 dice così: esamina-mi, ó Dio, e conosce il mio cuore, mettimi alla prova e conosce i miei pensieri. Vedi se c'è in me qualche via iniqua e guida-mi per la via eterna. Tu riesci a fare questa preghiera? O tu hai paura di fare questa preghiera a Dio? Fai questa preghiera adesso a Dio. Fai questa preghiera. Dio, lo Spirito Santo è qua in mezzo a noi. Lo Spirito Santo è presente in mezzo a noi. Lo Spirito Santo sta rivelando le cose. Io ti chiedo, c'è qualche area della mia vita che ancora non è come tu desideri? C'è qualche area della mia vita che ancora non è perfetta? C'è qualche area che nella mia vita ancora ha bisogno di una trasformazione? Parla con Dio adesso. E se Dio sta ti rivelando questo punto, questa area, questa situazione, che cosa fa una persona che desidera essere perfetta? Che cosa fa una persona? Dio, adesso io cambio. La decisione è mia. Dio si rivela, ma chi decide sono io. Dio si rivela, parla al mio cuore, ma adesso chi deve cambiare sono io. Dio parla, lo Spirito Santo è presente, la parola di Dio è presente. Dio ci dà delle persone che rivelano le aree della mia vita che io devo cambiare, ma chi deve cambiare sono io. Perciò una persona perfetta, un cuore perfetto, una persona che desidera camminare con il Signore, fa questa preghiera: Dio, c'è qualche area nella mia vita che ancora non è come tu sogna, rivela. E che cosa Dio fa? È proprio quella preghiera che noi facciamo, che noi non vogliamo che Dio faccia, ma Dio fa. E Dio dice: Caio, questa area della tua vita ancora no. Caio, i tuoi pensieri in questa area ancora. Caio, i tuoi atteggiamenti con quella persona ancora.
Caio, eu ho visto ieri dare o lavoro, quello che tu hai detto. Caio, mentre tu stava camminando nella corriera ieri, tu hai fatto quello. E o Espírito Santo comincia a revelar, não acusa, rivela. E a parola do Senhor comincia a bruciare nel meu cuore. E é lì che adesso c'è quella esperienza profonda com o Senhor. E tante volte nós vogliamo, se o Senhor vuole che io cambi, Lui mi cambierà. No, eu não sou um robot. Eu sou um essere umano criato all'immagine e somiglianza di Dio, nell'amore di Dio. E Dio dice, Caio, eu te amo. Eu te ho creato in modo meraviglioso e stupendo. Eu te ho creato perfetto, Caio. Mas tu hai deciso di dire questo, tu hai deciso di fare questo, tu hai deciso di non essere responsabile qua, tu hai deciso di avere delle parole dure qua, tu hai deciso di usare delle parolacce qua. Caio, questo non è giusto. Tu mi hai chiesto, io ti ho risposto. Tu mi hai chiesto, ti ho rivelato. Caio, adesso è con te. Davide era un personaggio secondo il cuore di Dio, perché lui apriva il cuore a Dio, Dio si rivelava e lui diceva, questo uomo sono io. E lui diceva, io devo cambiare. E lui diceva, sono io. Perciò quando facciamo questa preghiera, è Dio che comincia a rivelare. Perciò un cuore perfetto davanti a Dio è un cuore che lascia che lo Spirito Santo riveli. Lascia che lo Spirito Santo parli. Lascia che lo Spirito Santo identifichi le aree della sua vita che devono essere cambiate. Qual è la tua area che tu manca oggi di cambiamento? Qual è la tua area oggi che tu sei resistente allo Spirito Santo? Qual è l'area che tu sei testardo oggi? Qual è l'area che tu riconosci che lo Spirito Santo sta parlando e tu no! È oggi il giorno di dire basta. Eu vorrei avere il cuore di Davide. Eu vorrei avere il cuore come Dio desidera, non come io desidero. Io camminerò nella perfezione che Dio mi ha chiamato a essere perfetto, perché Dio mi ha creato della perfezione. Amen. Amen, Chiesa. Secondo punto importante di avere questa camminata con il Signore di un cuore perfetto, il primo è lasciare che Dio possa esaminare e sondare il tuo cuore. E il secondo, la fiducia nel Signore. Che cosa è fiducia? Questo napolitano è felice perché il Napoli è campione d'Italia, ha preso il scudetto, complimenti. Questo è napolitano, ok? Che cosa è fiducia? Che cosa è fiducia? Un bambino comincia a camminare su una mura alta, suo papà è giù che vede, e il bambino si ferma, e il papà dice, buttati, ti prendo qua. Che cosa fa un bambino? Va, perché lui ha fiducia nel suo papà. Un adulto che cosa fa? Sono troppo grande. Non lo so se tu mi prenderai per il braccio o no. Io non farò questo. Quanto è bello, prezioso essere come bambini agli occhi del Signore. Avere fiducia nel Signore. Fiducia quando le situazioni sono difficili, ma io mi fido di Lui. Fiducia quando le avversità sono grandi, ma io mi fido di Lui. Fiducia è quando mi riposo completamente nel Signore. Deuteronomio 33, 27. Deuteronomio 33, 27 è il quinto libro della Bibbia, dopo Genesi e prima di Apocalisse, dopo prima di Salmo, Genesi, Esodo, Levitico, Numero I. Arriviamo a Deuteronomio 33, 27, dice così: il Dio eterno è il tuo rifugio e sotto di te stanno le braccia eterne. Ele scaccia davanti a te il nemico e ti dice distruggi. È questo Signore di protezione nella nostra vita. Una delle cose che ferisce il cuore di Dio è quando io non credo in Lui. Una delle cose che ferisce il cuore di Dio è quando io non ho fiducia in Lui. Una delle cose che ferisce il Signore è quando io comincio a avere dubbio sulla potenza e sulla sovranità di Dio. Ma quando mi fido del Signore nei momenti più difficili, quando mi fido del Signore, io comincio a gradire al Signore. Se eu vorrei essere un uomo perfetto,
Se o meu cuore comincia a essere perfetto davanti al Signore, io devo avere fiducia nel Signore nei momenti difficili. È facile avere di fiducia, sicurezza nel Signore quando tutto va bene. Ma quando viene la tempesta, quando viene i momenti difficili, è lì che io devo riposare nel Signore e lasciare e dire: Signore, è con te. Signore, è con te. È questi momenti difficili che io mi fido nel Signore e il mio cuore avrà pace. Davide ha passato per tante battaglie, tante difficoltà, basta leggere il libro di Salmo e tu vedrai tanti momenti. Salmo dirà, e Davide aveva detto: ma io mi fido del Signore, io ho fiducia nel Signore, io mi riposo nel Signore, io lodo il Signore, io esalto il nome del Signore, perché nei momenti della tribolazione il Signore mi ha protetto. Un cuore perfetto ha fiducia nel Signore quando i momenti sono difficili. E è quello che il Signore fa nella nostra vita. E il terzo punto, il ultimo punto qua, un cuore perfetto, Signore, è un cuore spezzato. Un cuore afflitto. Salmo 51, versetto 17, dice così: sacrificio gradito a Dio è un spirito afflitto. Tu, Dio, non disprezzi un cuore abbattuto e umiliato. Quando che Davide ha scritto questo salmo? Chi si ricorda di questa storia? Quando che lui scrisse questo salmo? Di che cosa? Di che cosa? Che cosa lui aveva sbagliato? Qualcuno è arrivato davanti a lui e dopo lui scrive questo salmo, il 32, due salmi, quando lui era nel peccato. Il suo cuore si era frantumato. O suo cuore era spezzato. Quando eu sbaglio, eu não comincio a giustificare i miei peccati, i miei sbagli. Io riconosco. E o meu cuore è frantumato. E quando o meu cuore è spezzato così, entra questo Dio che guarisce, questo Dio che prende cura, questo Dio che fa dei miracoli e questo Dio che sostiene. Tante volte noi sbagliamo e pensiamo: e adesso la mia vita è finita, la mia vita è distrutta. E il Signore dice: no, Caio, basta una cosa, riconosci. Riconosci che tu hai sbagliato qui. E quando o nostro cuore si spezza davanti al Signore, Dio fa una cosa stupenda, restaura e cambia. Perciò Davide scrisse questo salmo subito dopo, quando a lui è stato rivelato il suo problema. E tante volte noi scappiamo del problema e non vogliamo affrontare e non c'è la restaurazione, il cambiamento, la trasformazione di vita. Un cuore perfetto, io affronto i miei peccati, io affronto il mio problema, io riconosco la mia situazione, io mi spezzo, io mi frantumo davanti al Signore, io crollo davanti al Signore, perché non c'è orgoglio e superba che mi resistono in piedi. E è lì che entra un cuore perfetto. Tante volte il nostro orgoglio e la nostra superba, noi scappiamo, noi non vogliamo affrontare, noi riconosciamo che c'è un sbaglio, ma non vogliamo vedere la trasformazione potente del Signore, perché il Signore vuole fare diverso di noi. Noi vogliamo gestire le situazioni con la nostra mente e il Signore dice: non è così, Caio, cambia. Spezza il tuo cuore. E quando io riconosco questo, o Signore fa un miracolo e trasforma. Io trovo novamente l'allegria, la gioia della salvezza. Perciò per avere un cuore perfetto, o mio cuore deve essere spezzato davanti a Dio. Io permetto che lo Spirito Santo si riveli e parli. Brucia. Crea in noi un dolore profondo. Crea in noi un dolore profondo. Ma questo trasforma, questo cambia e ci fa una nuova creatura. Se eu vorrei vedere una nuova storia, una nuova vita, un cuore spezzato è il segreto. Un cuore spezzato. Esiste una coscienza dolorosa di una situazione senza via di uscita, ma esiste una speranza di azione e di ricostruzione che il Signore fa. Perciò una persona perfetta è un cuore pronto al ravvedimento. La parola del Signore deve bruciare. La parola del Signore deve ferire, ma è questa parola che comincia a trasformare la nostra vita. È in questo modo. Se tu vuoi vivere un cuore perfetto, quali sono le tre condizioni? La prima è
Cominci tutto da capo. Ok, buonasera, siete perfetti? Já detto a tuo fratello, tua sorella fiel que tu sei uma pessoa perfeita, maravilhosa? Qual é a prima parte? Si lascia sondare. Secondo? Fiducia in Dio. E la terza? Adesso è più facile, per favore, è stata l'ultima, no? Il cuore spezzato. Sono 3 condizioni per avere un cuore perfetto. La decisione è mia, tua, è nostra. O noi scappiamo o noi affrontiamo. O noi abbandoniamo o noi abbracciamo. La decisione è nostra. La mia domanda a te oggi: tu vuoi avere un cuore perfetto davanti al Signore o tu vuoi resistere alla presenza del Signore? Il bello e la trasformazione è lasciare che il Signore ti trasformi. Lascia che il Signore sonde il tuo cuore e riveli. Lascia. Abbia fiducia nel Signore nei momenti più difficili. Permette questo. E per ultimo, che il tuo cuore sia proprio spezzato, riconoscendo che il problema sei tu, non è Dio, non è l'altro, sei tu. Preghiamo. Lo Spirito Santo ha parlato qualcosa con te? Lascia essere guidato da Lui. E tu vedrai delle cose meravigliose. Se lo Spirito Santo ti ha rivelato qualcosa nel tuo cuore, è quella area della tua vita. Non trascurare questo ravvedimento per l'altro giorno. Non trascurare questa situazione per un altro momento. È adesso. Un cuore perfetto subito dice: quest'uomo sono io. Un cuore perfetto subito riconosce che hai sbagliato. Il peccato ti fa schiavo. O riconoscere, abbandonare ti fa liberi. Noi vogliamo essere liberi. Noi vogliamo questa libertà di decidere di fare o non fare, di sapere le conseguenze di ogni passo. Lo Spirito Santo si rivela. Se lo Spirito Santo ha parlato con te, io ti sfido in questo momento a parlare con Dio e dire: Dio, sono io che devo cambiare. Io riconosco i miei peccati. Parla con Dio adesso. Lo Spirito Santo è con noi. E questa esperienza con Lui è meravigliosa. Perché questo mi porta a una libertà, a una nuova vita. Nostro Padre, io ti ringrazio perché tu hai lasciato registrato na storia di Davide, con tutti i suoi sbagli. Ma lui aveva il cuore aperto. Lui chiedeva: sondami, esaminami. Se c'è qualcosa sbagliata, rivela. Io dirò che quest'uomo sono io. Davide diceva: nei momenti più difficili della mia vita ho avuto fiducia solo in Dio, solo in te, oh Padre. Non ho messo la fiducia degli altri uomini, neanche se stesso, ma in Dio. Davide, quando era ripreso, il suo cuore era frantumato, spezzato, era a pezzi. E lì viene la guarigione di Dio. Nostro Padre, quanto è meravigliosa e perfetta la tua opera. E questa tua opera sono io. Quanto è meraviglioso e prezioso che io possa camminare in integrità di vita con te. Non è una vita religiosa, no. È una vita di integrità con te. È la vita della libertà. Riempi, oh Padre, ciascuno di noi con la tua presenza e con lo Spirito Santo. In modo, Padre,
che io sia unico ai tuoi occhi, uno ai tuoi occhi, speciali, perfetto ai tuoi occhi. E questo tu desideri per me. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém? Dá um abraço nella tua sorella, no tuo fratello, la persona al tuo fianco. E puoi dire a questa persona: ai, tu sei la perfezione che Dio ha creato e hai messo al mio fianco qua. Puoi dare un abbraccio a questa persona e puoi dire: tu sei la perfezione che Dio ha creato. Wow, tu sei prezioso e prezioso agli occhi del Signore. Ok, ci possiamo alzare tutti adesso. Avremo il nostro momento di offerte, quindi vorrei chiedervi di sentirvi liberi di dare quello che potete, quello che sentite e lasciarvi guidare dal Signore. Cantiamo Tu sei Re. Grazie Padre per queste offerte che le persone hanno dato per te, perché servono alla Chiesa, servono per te, per
quello che si sentono di dare, e anche le persone che hanno cantato dando il loro cuore, dando tutto quello che possono avere, Padre. Ti ringrazio per questo momento, perché siamo stati tutti qua a fare questo culto, e spero che ognuno di queste persone possa aver sentito la tua parola, aver sentito quello che tu volevi dire, e ti ringrazio perché sono qui presenti e perché tu possa aiutarle ad affrontare ogni cosa che stanno vivendo nella loro vita. Benedici le persone che poi parleranno nei gruppetti, e ti ringrazio per ogni cosa che ci hai dato, per ogni cosa che hai fatto. Ti ringrazio perché siamo qua. Ti ringrazio per ogni cosa. Nel nome di Gesù, amen. Potete sedervi. Prova. Buonasera. Momento della nostra conclusione. No, questo non lo ripetete. Ok, va bene. Allora, i nostri soliti avvisi che ormai li sapete a memoria. Martedì c'è? Martedì c'è? Bene. A che ore? 8:15. Questa settimana si svolgerà a? Poco convinti, a Conegliano, ok? Facciamo una volta a Treviso, una volta a Conegliano. Avete dubbi, domande, perplessità, qualsiasi cosa, chiedete al Pastor Sandro. Pastor Sandro, se fa così con la manina, che così chi non lo conosce può, ecco, esattamente. Ok? Facciamo una settimana a Conegliano, una settimana a Treviso. Ah no, ma io non ho partecipato agli ultimi 15 moduli, come faccio io? Non importa, tu vieni, impari qualcosa di nuovo, siamo tutti felici di vederti. Poi, dai che li sapete a memoria sti avvisi, ragazzi. Oh là, come ha detto il Pastor Caio prima, ha già fatto lo spoiler, ma abbiamo un corso di omiletica, non ome, ma omi, ok? L'arte di predicare, stare qua davanti e fare quello che ha fatto il Pastor Caio qualche minuto fa. Giusto? Sì, buono, perfetto. Avete dubbi, domande, perplessità, sempre chiedere al Pastor Sandro, ok? Per partecipare. Ma ho saltato la prima lezione? Parla con lui, troviamo registrazioni, troviamo PDF, troviamo tutto, ok? Convinto? Perfetto. Poi abbiamo rallegrati. Ormai li sapete, ragazzi, dai, sono sempre quelli. Allora, il 2 giugno, se non mi sbaglio, 2 giugno abbiamo un incontro per tutti quelli che partecipano nella lode, o per tutti i wannabe, tutti quelli che vorrebbero partecipare nella lode, ok? Tutto il giorno, dalle 8 del mattino. Mi dicono dalla regia 30 euro, per far cosa non lo so, qualsiasi cosa chiedete a Rubens. Rubens, alza la mano. Perfetto. Poi abbiamo i nostri incontri di preghiera, sparsi durante tutta la settimana, divisi per posto, divisi per età, quello in particolare dei giovani adolescenti per adolescenti, qualsiasi fascia etaria, ok? Ci incontriamo il giovedì, ogni tanto su Zoom, ogni tanto su WhatsApp, ogni tanto su Discord, vediamo come ci gira. Poi abbiamo i nostri sabati che sono sempre qui, sempre presenti, sempre dalle 7, giusto? Calma, oh Fio, io sto ancora al sabato, giusto? Mamma mia, non so cosa abbia fatto la predica del Pastor Caio nei vostri cuori, ma vi vedo un po' addormentati, ok? Poi abbiamo il nostro campeggio. Ci possiamo lavorare. Solo le ragazze, abbiamo il nostro campeggio? Solo i ragazzi, abbiamo il nostro campeggio? Bravi ragazzi, bravi, così mi piace, ok? È nell'ultima settimana di giugno? Sì, l'ultima settimana di giugno, ok? Parte da domenica, va fino al sabato. Questo perché il 2 luglio abbiamo i nostri battesimi, ok? Si svolgeranno, credo, nello stesso posto dell'anno scorso? Sì, perfetto. Ah, ma non so come funziona, quando, chi, come. Chiedete, vi sarà risposto, bussate, vi verrà aperto, ok? Fino a qua ci siamo? Siete contenti? Siete felici? Ottimo, perfetto. Poi campeggio bambini, ok? Non fatevi ingannare dal nome, è aperto ad anche altre fasce d'età, che invece è la terza settimana di giugno?
Se le risate lì dietro non mi convincono, ok? Bravi ragazzi. Bene, ora, per chi non lo sapesse, noi ci divideremo in questi piccoli gruppi di riflessione, ok? Di condivisione, e ci separeremo basati all'età. Ah, ma non lo so, io la mia età sono lì più o meno in mezzo e quant'altro. Chiedi, riceverai risposta, ok? Perfetto. Prima però di dividerci nei nostri piccoli gruppettini di condivisione, di riflessione, di tutto, ho un annuncio speciale. Ho un annuncio speciale. Chi vi ha detto di smettere? Mamma mia ragazzi, che bei polmoni! Perché oggi, 6 maggio, abbiamo una persona speciale. Che fa gli anni? Che ne fa 15? Laura, vieni qua. Questo è uno dei miei momenti preferiti per il semplice fatto che adesso io posso, adesso io posso urlare ora in portoghese e qualcuno parte a cantarlo in portoghese. In inglese? In verità ne abbiamo anche altre, non ci fermiamo solo a queste 3 lingue. Tranquilli, abbiamo rumeno, abbiamo russo, abbiamo spagnolo, abbiamo tutto, ok? Perciò non preoccupatevi. Goditi questo momento tanto bello, felice. Che il Signore te ne dia tanti altri anni di vita, ok? E ora vi chiederei gentilmente di alzarci tutti quanti in piedi. No, festeggiamo questa brava, bella ragazza pregando per lei, per la sua vita. Ok? Perfetto, preghiamo per lei. Ti ringrazio, Signore, per quello che hai fatto nella vita di Laura. Ti ringrazio per tutti gli anni che le hai donato fino adesso, per le compagnie, per gli amici, e ti prego, Signore, di continuare a camminare con lei. Tu sai come è fatto il suo cuore e perciò ti prego, Signore, guidalo nelle tue vie in modo che lei non si possa mai allontanare, in modo tale che lei possa sempre seguirti e sempre essere felice della propria esistenza. Tutto questo ti chiediamo in nome di Gesù. Amen. Posso prendere tu, Porretta, la vedo che è qui, non sa mai cosa fare. Tanti auguri a Laura! Bene, ora la divisione nei gruppi, io non mi ricordo mai l'età. Allora, per quelli nati fra il 2012 e il 2000 e... No. E il 2009, grazie, ok? Gruppo dei preadolescenti, seguite? Lui, ok? Col braccino, ok? Eliezer? Perfetto. Poi tutti quelli nati fra il 2008 e il 2005, adolescenti, si dividono in maschietti e femminucce. Seguite? Seguite? Rubens, ok, che poi vi dividerà tutti quanti, ok? Dal 2004. Su, sì. Dal 2004 in giù, in verità, ok? Tutti i simpatici vecchietti con i giovani, ok? Seguite probabilmente me, poi ci divideremo nelle nostre simpatiche salette. Ok, tutti convinti? Perfetto, possiamo andare, Dio vi benedica e buon sabato.